Nessuna coerenza politica nell'amministrazione di Chioggia, quanto afferma la consigliera di Obiettivo Chioggia Alessandra Penso, che come esempio porta il caso fresco di questi giorni del vice sindaco Elena Zennaro, facendone un excursus politico. Un percorso politico, il suo, quella del vice sindaco, incentrato su un camaleontismo politico silenzioso e opportunistico, afferma, che ora l'ha portata ad essere nominata segretaria provinciale dell'UDC a Venezia. Da Chioggia Viva nel 2016, una lista civica, Fratelli d'Italia, con cui si candida prima alle regionali e poi con la cui appartenenza viene nominata assessore nell'amministrazione comunale di Chioggia, dichiarandosi neutrale alla caduta di Fratelli d'Italia, finendo ora sulla stampa a causa della sua partecipazione da relatrice a Gallio all'evento Spring School Giovani del 12 aprile, accanto a senatori e parlamentari centristi. Nessuna dichiarazione, nessuna comunicazione ufficiale per dirlo alla cittadinanza. La consigliera si chiede se il sindaco ne fosse a conoscenza, visto che nessuno a Chioggia sembrava esserne al corrente, e se la cosa soprattutto gli sia di gradimento. La domanda che si fa la Penso è se la Zennaro fosse stata a Gallio come esponente dell'UDC o come figura istituzionale del comune di Chioggia. La sua carriera politica conta più o meno del mandato che ha ricevuto a suo tempo. Fa inoltre una considerazione sul colore politico di questa amministrazione passata da una coalizione di centrodestra a un patchwork senza identità. Qual è il ruolo del sindaco? Conclude. È al comando o si limita a tenere insieme le ambizioni politiche di chi ha al suo fianco? Una mancata presa di posizione equivarrebbe a complicità. Stema svuota tutto, hai sentito bene? Dal 5 maggio ogni mattina dalle 8:30 alle 12:30, dal lunedì al sabato, Stema a Portoviro fa piazza pulita, bikini e costumi donna a 10 euro, bimba a 3 euro, bimbo a 2 euro. Corri prima che finisca tutto, Stema, il vero affare, ti aspetta a Portoviro. Siamo con l'assessore Riccardo Griguolo alla partenza di questa litoranea veneziana in grave. Siamo appena stati invece alla 40ª Camminà Perciosa e Marina, due eventi importanti, tutti e due contemporaneamente nel nostro territorio a inizio stagione. Esatto. Buongiorno a tutti, grazie Michaela. Questa mattina è stata una giornata di vero sport. Siamo partiti qui in Piazza Todaro con la terza edizione della Litoranea in Gravel, quindi un evento per appassionati di bicicletta. Tra l'altro hanno partecipato non solo turisti o persone che risiedono in altri comuni, ma anche nostri chioggiotti. E arriviamo tra l'altro dalla 40ª Camminà, organizzata dai Cavalli Marini. Penso c'erano tantissime persone e direi che è un'ottima chiusura per questo ponte, diciamo lunghissimo, che poi è andato da Pasqua in poi e lo chiudiamo oggi con domenica 4 maggio. Quindi direi un'ottima partenza per la città, un'ottima partenza anche dal punto di vista sportivo e vogliamo che sia l'inizio e che sia anche di buon auspicio. L'inizio di che stagione? L'inizio di una stagione, come vedi, una stagione serena, ecco, una bella stagione, vogliamo una bella stagione e la volontà poi anche da parte di tutto l'ufficio è quello sempre di dare il massimo di quello che è possibile e anche di più. Perfetto, allora attendiamo i prossimi eventi. Ciao a tutti, ciao. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc, telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un urban superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36.
Siamo con Monica e Sergio del Treviso Chapter, organizzatori di questa manifestazione, di questo raduno arleista qui a Chioggia. Certo. Sempre uno spettacolo vederle queste moto. Sì, assolutamente. Poi qui a Chioggia sono uno spettacolo nello spettacolo, direi, decisamente. Voi oggi siete in 4 chapter. Sì, c'è Padova, noi, Mantova e Bologna. E Ruta 76. Ecco. Per cui avete fatto un bel giro e un bel raduno. Assolutamente. Siete in 75. 75 con non 75 moto, No, perché tanti sono venuti in moto. coppia. Cinquantina. Cinquantina. Sì. Lo spirito dell'arleista non è lo spirito di un motociclista, però. No, Spiega cosa distingue un arleista. è una lista, è un altro mondo, un'altra Filosofia di vita. Sì, un'altra bravissimo, filosofia esatto. di vita, brava. Infatti. Questa diciamo sempre che è una famiglia che ci siamo scelti. Sì, è la famiglia che ci siamo scelti. l'abbiamo scelta noi. Abbiamo qui quelli che ci hanno eccolo qua, Amedeo che ci ha aiutato. Raccontatemi un attimo, dai, questa. È una passione, questa passione. Qui abbiamo un veterano e un appassionato, decisamente. No, è una passione che ci coinvolge fortemente. Ci sono dei legami che sono ormai ventennali da quel che mi riguarda e anche decennali, più di decennali. Cioè, uno che entra in questo mondo e percepisce questo modo di vivere la moto e l'Harley diventa una cosa incredibile. Sì, diventa proprio un modo per creare amicizie a livello nazionale, anche proprio fuori anche dall'Italia. Abbiamo anche degli eventi extra Italia e comunque siamo una famiglia, far parte di una famiglia, diciamo oltre che che una passione ovviamente per. diciamo dai monti a Sì. Sicilia, Sardegna e in tutta Italia noi ci raggruppiamo e ci siamo lasciati magari 2 mesi fa, è come se fossimo lasciati 2 ore fa. Esatto. Un'amicizia importante, Assolutamente. legata da questo mondo dei Assolutamente. motori. Ti sposa qualcosa che è indefinibile. Cioè, spiegarlo. Allora, Sergio a livello nazionale è super conosciuto perché sono molti anni che viaggia nel mondo HOG e sono belle soddisfazioni. Poi venire qua a Chioggia è sempre molto bello. Infatti è una tappa che scegliete, mi sembra, ogni anno. Allora, questo è la terza edizione e ha sempre un grande successo, vediamo che viene sempre apprezzata molto. Ho delle spalle di chioggiotti che mi danno una mano a organizzare, perché poi andiamo a mangiare, andiamo a fare l'aperitivo al Ponte di Vigo, poi andiamo a mangiare a pranzo. Venite a godervi Chioggia. Sì, assolutamente. Prima vi godete il viaggio fino a qua e dopo vi godete Chioggia. Assolutamente. La conoscenza dei territori. Sì. Ogni gruppo nostro ha il suo territorio e Lo fa conoscere. lo fa conoscere il viaggio. Certo. Per cui una promozione Non del possiamo territorio. Assolutamente. Possiamo anche. venire a Chioggia e non come si dice, coinvolgere i ragazzi di Chioggia che fanno assolutamente. parte dei chapter. Perché questo è il legame. Che vi unisce. Certo. Benissimo, vi Bene, ringrazio, grazie vi a lascio lei. la vostra Grazie, giornata. buona giornata, Amedeo grazie. ha qualcosa da aggiungere? Niente, guarda, ho solo con piacere ospitare gli amici trevisani e mantovani in questo evento su una città così, su una città del genere. Sì. Siamo fieri di essere Chioggioti del Padova Chapter e Treviso Chapter. Perfetto. È un evento che si fa tutti gli anni, ormai è diventato una tradizione, quindi è impossibile mancare. Quindi, dai. Allora siamo qua al Mix Market di Borgo San Giovanni, passavamo per caso, qui c'è Giulia. Senti Giulia, io questa notte purtroppo mi ero lasciato una coperta in più e mi sono svegliato un sacco di volte, quindi ho dormito malissimo. Mi sento un po' giù, ho bisogno di qualcosa per tirarmi su. Hai qualche consiglio da darmi? Sì, guarda, è appena arrivato questo energetico qua e provalo perché proprio si chiama non stop, quindi Non Stop. ti aiuterà sia in questa Bene, giornata allora adesso e anche. ce lo fai assaggiare così anche bello fresco e proviamo. Bene, anche il prezzo mi sembra buono.
Sì. Bene, allora venite qua al Mix Mark, che ci sono anche stati signore, ho visto, ma così solo per motivi professionali, ho visto. Il Allora? sapore è molto buono, veramente. Anche fuori dal comune, adesso non è che bevo tante, però insomma. Promosso quindi. Sì, assolutamente sì. Siamo con Gabriele, organizzatore di questa litoranea veneziana in gravel. È esattamente la seconda e ultima tappa dell'evento Litoranea veneziana in gravel, che esattamente abbiamo, la prima tappa era a Jesolo e questa è la seconda tappa a Chioggia che chiude questo evento, che è un evento un po' particolare perché è un unico evento però suddiviso in 2 tappe. Ringrazio di cuore il comune di Chioggia per averci dato la disponibilità di questa piazza che è bellissima, piazza Todaro. La giornata è splendida, i ragazzi per oggi tiene molto bene, anche la temperatura è giusta, non è tanto calda, è proprio ideale a fare il giro. Che giro fate? Esattamente, adesso loro partono, vanno in direzione verso Cavarzare, sempre facendo le strade un po' secondarie, strade bianche, un po' qualche argine, roba così. Vanno a finire verso Cavarzare, prima di Cavarzare girano, vanno verso Rosolina Mare. Ho capito. Faranno un tratto il tratto nuovo del Vento. Sì, che abbiamo assistito all'inaugurazione. Esatto. Arrivano, fanno tutto entrano Rosolina Mare, vanno verso Porto Caleri, ritornano, spiaggia e poi ritornano per Isola Verde, Sottomarina e arrivano qui in piazza. Ritornano qua, perché 100 ora abbiamo chilometri. visto 100 km, porca miseria, neanche pensarli. Beh, penso che i primi, siccome che non è una gara, il gravel è molto tranquillo, molto da godersi il paesaggio. Esatto, difatti vedere il territorio e la natura, perché le zone del Merito sono bellissime. I primi arriveranno verso mezzogiorno, un quarto e gli ultimi verso le 2. Ed è la seconda volta che venite a Chioggia? La terza volta che la venite. madre, io dico sempre, la Chioggia è la madre della Litoranea veneziana in gravel. È stato abbiamo fatto 2023, è stata l'ultima tappa. Nel 2024, l'anno scorso, la prima tappa l'ha aperta, quest'anno è l'ultima tappa. Benissimo, per cui è un appuntamento che si ripeterà nel tempo. Sì, per sempre Chioggia, prima di tutto è nel mio cuore. Seconda cosa, come che vede, adesso voglio fare vedere che adesso l'assessore è andato via. Questo sarà... Eccolo qua. Questo rappresenta il Lungo Lusenzo. Perfetto, è partito tutto da qua, da queste 2 ragazze che c'ero io, è partito l'idea. Chioggia è il punto, è l'idea da cui è nata questa litoranea veneziana. Nel 2022 ci siamo trovati un ottobre, così fare un giro io e queste 2 ragazze. Siamo arrivati in questo posto qua, ho detto, no, qua devo organizzare qualcosa e da lì è partito tutto. Chioggia è stata un'ispirazione. Sì. Qua, eccoli qua, loro sono, tra virgolette, la scopa. Esattamente, sono gli ultimi che si può dire che chiudono il percorso. E ci occupiamo delle anime disperse. Siete anche un bel gruppo, vuol dire che di anime disperse se ne trovano abbastanza. Aspetta, adesso sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. All'arrivo, quelli che arriveranno saranno anche una ventina. Si aggiungono. Abbiamo camere d'aria, aspirina, occhi, abbiamo cerotti, tutto. E anche caramelle, per chi è triste. Ma non c'è nessuno di triste alla litoranea. No, nessuno è triste, Siete pronti? Andiamo! Andate. Pronti, partiamo con serenità. Buona pedalata ragazzi. Grazie. Ciao. Allora abbiamo pensato di omaggiare il comune, che le ringraziamo di cuore perché ci dà anche per la terza volta, ci ha dato il permesso ci hanno ospitati e
col nostro, si può dire, il nostro marchio. Grazie Gabriele, Grazie a voi. grazie per il pensiero. Per noi come città di Chioggia è un onore e un piacere ospitarvi qua nella nostra città. Quest'anno siete partiti da Piazza Todaro e penso che sia Bellissima. stato forse ancora più bello. Più bello, sì, esatto, sì. Perché siete venuti a scoprire un po' la parte interna della nostra sottomarina. Bellissima, Quindi, è una piazza bellissima. grazie ancora, siete arrivati alla terza edizione e vi aspettiamo per la quarta. Ma certo, volentieri, ci saremo. Buono. Grazie mille. Grazie, sai. Niente, grazie a te. Protecta, scelta sempre da più famiglie e imprese per proteggere la propria casa e la propria attività dai furti e per vivere con maggior serenità. Tecnologie avanzate, monitoraggio professionale ed esperti pronti a intervenire in qualsiasi momento. Solo 60 secondi dalla verifica dell'intrusione all'invio delle forze dell'ordine. Contatta Protecta per un consulto adatto alle tue esigenze. 800 778 779. Affidati a Protecta, sempre al tuo fianco. Allora, caro Pietro, mi permetto così, non è piaggeria, di farti i complimenti perché tu e la vostra associazione portate alla nostra città contenuti culturali importanti e mai come adesso c'è veramente bisogno di questo. Quindi sappiamo che avete organizzato questi 4 concerti, se vuoi darci un po' una sintesi di questo del lavoro che avete fatto, insomma. Sì, noi ogni anno organizziamo eventi culturali di qualità per un pubblico d'élite, perché la cultura non è solo cultura popolare e quindi eventi solo per persone che amano cose popolari, ma cultura vuol dire anche organizzare eventi culturali di qualità che va a coprire un pubblico che ha delle esigenze ben precise, dalla musica classica al jazz e anche la musica moderna. Quindi noi cerchiamo di coprire questa fascia, ormai 30 anni che lavoriamo su questo territorio clodiense e non solo, perché riusciamo a operare anche al di fuori di questo territorio. E quindi organizziamo sia concerti con giovani che promettono una carriera proficua e sia con artisti di fama internazionale. Questi 4 eventi li abbiamo organizzati, diciamo, con le nostre forze, perché è da un tempo che non abbiamo più nessun sostegno da parte di questa amministrazione comunale, quindi noi riusciamo comunque in ogni caso con le nostre forze e anche facendo anche dei nostri investimenti a organizzare eventi proprio a promuovere giovani artisti. Questi 4 eventi, loro in particolar modo, abbiamo fatto 4 eventi, 2 qua in auditorio, uno a Casa Goldoni e uno a Santa Caterina, sono andati tutti molto bene, alcuni abbiamo fatto sold out, quindi a richiamo che la gente ha bisogno anche di questo tipo di spettacolo. In particolar modo sono felice di aver inserito in questi 4 eventi Gianluca Bergamasco, che nessuno sa, qua a Chioggia nessuno l'ha mai nominato, ma è stato vincitore del Premio Venezia 2024, che è uno dei concorsi pianistici nazionali più importanti per i giovani pianisti. Ecco, quindi è stato veramente un onore avere questo nostro Chioggiotto, questa eccellenza Chioggiotto che è suonato qua a Chioggia. Complimenti e visto che hai fatto un accenno, lo concludo io, confidiamo a questa amministrazione faccia le valigie il prima possibile. Questo è un mio opinione. Io spererei che fossero così, che capissero che c'è bisogno anche di questo tipo di cultura e quindi in qualche modo ci sostenessero. Prima vanno a casa, meglio è. Grazie Pietro. Prego, ciao. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 €.